La piscina panoramica che si trova sul tetto del Molino Stucchi a Venezia è stata teatro ed esempio di turismo sociale ed inclusivo. Tutti gli stakeholders, dagli enti agli operatori, nel territorio di competenza della US3 Serenissima, stanno lavorando per migliorare l'accoglienza turistica verso le persone che hanno disabilità. Il Molino Stucchi è stata una delle tappe del progetto a cui stanno partecipando anche il Ministero della Disabilità, la Regione Veneto e le amministrazioni locali. L'intento è, a quanto afferma il referente dell'US3 Serenissima, il dottor Vanni Stangerlin, di consolidare l'accessibilità delle spiagge del litorale veneto, di sviluppare l'accessibilità delle località turistiche regionali, di promuovere la cultura dell'inclusione e dell'accessibilità presso le destinazioni turistiche. Puntiamo sulla realizzazione, sottolinea Stangerlin, di vere e proprie spiagge e località turistiche attrezzate, sull'implementazione di trasporti attrezzati e di percorsi itinerari turistici dedicati e pienamente accessibili, con segnaletica adeguata e con la rimozione delle barriere architettoniche e molto altro, fino a programmare attività ludico-creative destinate anche ai familiari dei turisti aventi disabilità. L'intento è anche coinvolgere nel mondo lavorativo turistico persone con disabilità.